chiedo al Ministro Salvini se per favore ci può dare un appuntamento e se possiamo parlare, noi associazioni, tutti insieme, per fermare queste stragi, questo bollettino di guerra che non sta diminuendo, ma sta bensì aumentando. Un bollettino di guerra che suona la sveglia alla politica. Romina Ceccato, volto ormai simbolo della battaglia per la sicurezza stradale e mamma di Riccardo, uno dei 4 angeli morti sulla Jesolana nel 2019, si rivolge direttamente al ministro Matteo Salvini, che lo scorso autunno aveva annunciato una task force specifica anche per cambiare il codice della strada, ma davanti all'ennesima strage, quella di Gorgo al Monticano, non c'è più tempo da perdere. Caro ministro, visto che noi siamo del vostro italiani, noi siamo qui a collaborare con voi e crediamo, perché se abbiamo votato è perché ci crediamo. Possiamo fissare un incontro? Possiamo sederci davvero a questo tavolo rotondo, mettiamo il tavolo dei cavalieri e discutere? E se anche il Presidente del Consiglio Meloni ci fosse, a noi non dispiace. Questo l'appello nel corso della nostra prima edizione, subito raccolto dal sindaco di Treviso Mario Conte. Noi ci siamo e sarà mia cura farmi portavoce nei confronti del Ministro, che tra l'altro tra qualche settimana sarà anche qui a Treviso in occasione dell'assemblea di ANCI Giovani, e potrebbe magari essere proprio quella l'occasione per far incontrare l'associazione al Ministro e continuare un percorso di cultura della responsabilità e di senso civico che ci deve vedere un po' tutti protagonisti, però nessuno escluso.